Buongiorno a tutti, sono Marta Artico di Nostrimia e siamo ancora qui con Commercio oggi dai fratelli Trevisan, che ringraziamo, e i miei due ospiti di questa mattina sono Cosimo e Viviana Carieri e loro in sostanza gestiscono questo laboratorio artigianale di street food in via Piave, in una zona diciamo particolare. Qual è però la particolarità? Che poi ci racconteranno loro, è che durante il lockdown hanno modificato la loro attività perché hanno aperto proprio prima purtroppo della pandemia e hanno deciso che si lavorava meglio e di più di notte. Chi vuole partire? Cosimo o Viviana? Vai, parto io. Fai tu gli onori di E loro sono fratello e sorella. Sì, ci somigliamo infatti. E noi abbiamo aperto pochi mesi prima del lockdown. Abbiamo creduto che portare un po' di gioventù e un po' di italianità in via Piave fosse un'ottima cosa, un ottimo investimento. E ci abbiamo creduto, ci abbiamo investito tutto quello che potevamo, ci abbiamo investito, abbiamo creato un bel locale di design, quindi bello luminoso. Anche tu di design sei esperta, giusto? Sì, sono un architetto di ristoranti, quindi tutto progettato e costruito da me, lui e mio marito, quindi ci siamo fatti tutto da soli. In pieno estate a sudare, tirare tutte in pieno agosto 2019 a sudare davvero. Abbiamo realizzato questo locale 3D, in stile Ghost 3D, quindi con tutti Ghost 3D? Sì, perché è un locale dove attraverso l'arredamento si vede l'allestimento. Quindi quando entri... Ghost. Quando entri non vedi tavoli e sedie, l'occhio è impegnato dall'allestimento, quindi ti trovi al centro di questi grandi 3D, parliamo di oltre 54 metri quadri di adesivo, quindi pavimenti, bagni, tutto quanto è ambientato. In bagni c'è il mare, quindi quando tu entri c'è il mare, e donne fantasma che appaiono da dietro le porte, quindi è tutto un po' particolare. E io personalmente ho disegnato i tavoli e li ho fatti realizzare, quindi è tutto in stile Ghost 3D. E abbiamo aperto pochi mesi prima purtroppo del Covid, quindi quando è arrivato il Covid in febbraio non avevamo ancora una clientela fissa, non eravamo ancora conosciuti. Diciamo esatto, fidelizzati. No, ecco, infatti assolutamente no. E essendo noi appunto un laboratorio e non un ristorante, abbiamo avuto il permesso per rimanere aperti, un laboratorio a conduzione familiare anche, che in quel momento di lockdown, vi ricordate, c'erano i conviventi, no? Solo persone conviventi di qua e di là, era importante e quindi abbiamo avuto la possibilità di rimanere aperti. E siamo rimasti gli unici italiani in tutta Mestre, perché poi c'erano altre attività che soprattutto in via Piave. Soprattutto in via Piave, perché poi c'erano altre attività, c'erano rosticcerie cinesi, c'erano kebab, cioè locali kebab, insomma siamo rimasti gli unici italiani e quindi praticamente avete dato un servizio. Abbiamo visto che non ci conosceva nessuno, quindi gli ordini non erano molti per rimanere aperti, abbiamo deciso di dare alla gente quello che la gente ci chiedeva e abbiamo notato che la gente ci chiamava di notte. Tutti quelli che hanno continuato a lavorare ci chiamavano di notte, soprattutto chi lavorava nei pronto soccorsi, chi lavorava nel 118, i vigili del fuoco, militari, i militari che comunque erano i principali che lavoravano di notte e che giravano e che continuavano a lavorare, capito? Cioè le forze dell'ordine durante il lockdown. H24, quindi fai due panini, sì ciao, fai due panini, sì ciao, fai due panini, sì ciao. E quindi poi si è sparsa la voce. Si è sparsa la voce e terminati i lockdown hanno continuato a chiamarci, diciamo, no? Anche perché poi dopo il lockdown ci sono stati i coprifuoco, quindi comunque la gente dopo una certa ora non poteva uscire e quindi continuavano a chiamarci. Abbiamo deciso di investire nell'orario notturno. Cioè voi avete fatto un cambio, proprio avete detto un cambio radicale per sopravvivere. Perché sì. Anziché aprire e chiudere fino alle 21 noi non apriamo alle 18 e chiudiamo alle 6 del mattino?
Magari proprio le 6 no, ma poco ci manca. Alle 5, beh, canzoni giornate, no? Sì, infatti. Solo che non siamo marini d'estate, ricordo che la prima sera che abbiamo fatto le 4 abbiamo messo proprio la canzone di Giovanotti, ok, Gente della Notte, e c'era proprio ristoratori, giornalai, cioè, guarda, ci siamo noi. E quindi poi la voce si è sparsa, il nostro prodotto per fortuna piace perché è un prodotto totalmente artigianale, noi a parte le patatine fritte non compriamo. Infatti cosa si mangia? Cosa producete? Io ho visto lui delle foto è cuoco e ha studiato delle ricette non Partiamo indifferenti. dalla base, dalla pasta, che comunque anche quella facciamo noi. Facciamo la pasta fatta in casa. Quella siamo una rimacinata di pietra che viene direttamente dalla Puglia, quindi c'è una semola molto buona. Facciamo panini, facciamo piadine, burrito messicani, insalate, dolci, fritti. Fritti li ho visti. Sì, abbiamo sembrava di di tutto. stare Diciamo che appunto tipo giù. E la maggior parte li facciamo anche noi. Abbiamo una cucina molto vasta per tutte le varie categorie di esseri umani che si sono creati oggigiorno, no? Il vegano, il celiaco, l'intollerante. Facciamo la pasta senza glutine. Facciamo la pasta senza glutine. Tutte le carni. Scusa, ma perché durante il Covid la gente aveva anche il tempo di Ma chiamare e chiedere sì, scusa, certo, io vorrei un certo. panino però di pasta Ma senza. sì, ma proprio perché magari quelli Sì. là che erano bloccati in casa col Covid, che non potevano andare a fare la spesa, ma però quello mangia, dici Sì, di no? assolutamente sì. Assolutamente. Infatti poi proprio perché gli hai detto di sì, lui l'ha detto a lui, che lui l'ha detto a lui, che lui Il l'ha detto a passaparola è lui. una cosa inesorabile. Il mio chef Lenta diceva ma sì. inesorabile. Ogni persona lo diceva come minimo a qualche collega. Social di strada. E Sì, sai sì. quante mamme mandate dai figli? Mi ha detto mio figlio, cioè sai quante mamme, quante casalinghe abbiamo convertito al Sì. panino? Sì. Cioè le mamme mandate dai figli. Durante il Covid capito? avete convertito Sì, le casalinghe al. le casalinghe al Perché panino. comunque le persone di una certa età, cioè sono pasta, insalata, il La secondo, pizza, giustamente. Ma quando ti chiama una signora di 60-65 anni, ciao, mi fai un panino, pulled pork, bacon, complimenti signore. Sono soddisfazioni, sono soddisfazioni. Ascolta, un attimo che vi chiedo una cosa perché la gente forse ha i folli. Perché hai i folli? Perché è stato, come si dice, un sogno di mezza estate. No, che mi hai detto perché per aprire in via Sì, Piave ma bisogna quello essere sì, folli. perché poi logicamente No, tutto era abbiamo scelto una organizzato. zona difficile e soprattutto questo locale è nato In un in sogno circa di 2 mezza mesi. Ecco, 2 mesi, quindi In circa bisogna 2 essere mesi. folli per fare tutto un planning su qualcosa che Tieni logicamente conto. non sai come andrà a fare, perché devi Era un immaginare, rischio non indifferente. creare un menù, creare un locale, farti conoscere tutte e 2 mesi. In 2 In via mesi. Piave. In via Piave. Perché Con gli alberghi poi- chiusi, con gli alberghi chiusi. Con gli alberghi chiusi tra l'altro. mediamente quindi- un locale diciamo ci vuole dai 6 mesi a un anno fatto con tutti i crismi, ok? Quindi tutti gli impianti, tutti i permessi di qua di là. Noi abbiamo smosso tutti gli amici che avevamo, architetti, ingegneri, periti elettronici, abbiamo smosso Non entriamo tutto. perché poi magari c'è qualcuno che ascolta che vi trova. No, No, guarda, no, dal no, 1° di scherzando. giugno che siamo entrati nel locale, ok? Al 27 di agosto, che abbiamo fatto l'apertura, poi l'inaugurazione l'abbiamo fatta il 2 settembre, e è nato ai folli. Ai folli perché per C'è il un po' di tempo, follia. sì, assolutamente sì, perché come dire, noi veniamo da 2 mondi della ristorazione, lui ristorazione classica, io ristorazione veloce, e abbiamo unito, senza aver mai lavorato insieme, come ti ho detto, unito le nostre idee, ci siamo messi a tavolino e abbiamo fatto un menù e quant'altro. Poi Abbiamo unito un menù classico allo stile food, diciamo, fast street food, fast food sì, suo. perché io ero la responsabile della mensa carceraria di Venezia, quindi lavoravo con i detenuti e allora bisognava studiare un menù con loro molto easy, perché in carcere non è che ci sono cuochi o aiuto cuochi, e quindi molto veloce, molto semplice di qua di là, e lì è intervenuto lui con le sue ricette, voglio dire, ben studiate a tavolino. Infatti noi non abbiamo niente di pronto, sughi pronti, non abbiamo niente, Siamo noi sempre facciamo in tutto al continua momento. preparazione. Ieri mattina erano alle 4 e ho messo a cucinare il pulled perché sennò non sapevo questa sera. Quindi Vi faccio anche un'altra domanda un po' così. Via Piave, no? Voi siete tra i pochi, diciamo. siamo i più giovani, questo è da dire. Siete i più giovani, ma siete anche tra i pochi italiani, no? E siamo amati da tutte le attività italiane che al momento ci sono. Ma quante sono le attività italiane? Beh, abbiamo di fronte il panificio Molinzan che stravede per noi, ci adora. Vi adora. Ci adora. La signora Il pane lo Daniela ci prendiamo adora. noi. Il farmacista Voltolina di fronte è uno dei nostri migliori clienti. Sì.
La signora del cucciolo tutte le mattine ci saluta, salve ragazzi, ci adora. La signora dell'ottico accanto, che ha un nome che è bello ma che mi sfugge, anche lei quando passa, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi, tutti ci vogliono, sì, perché lì ci sono un po' di ancora... Sì, quello è un'isola italiana, in mezzo a Via Piave, proprio il panificio, l'ottico... È un'isola italiana in mezzo a... Sì, è un'isola italiana in mezzo a Via Piave, l'ottico. Siamo il faro. Sì. Siamo quelli che diciamo noi ci stiamo, perché con le luci accese illuminiamo la strada. Aprire a Mestre è facile, aprire il Corso del Popolo è facile, aprire davanti alla stazione comincia a essere già più difficile, ma aprire Via Piave di notte, che a volte c'è anche il fatto energetico che spengono le luci e c'è solo la nostra vetrina accesa, sono solo le nostre vetrine che illuminano la strada, è un faro nel buio, cioè un spesso posto... è al buio. Allora, tu Cosimo tra l'altro mi spiegavi che voi fate sia takeaway sì. che delivery, giusto? Sì, soprattutto consegna a domicilio, soprattutto quello. Siamo stati i primi nel fatto lockdown, che la gente non poteva uscire, ad applicare il fatto del pagamento col POS. Infatti ci siamo dotati di posta a domicilio proprio nel rispetto delle norme Covid e quant'altro. Quindi uno appoggia tranquillo, senza toccare soldi, si può prenotare anche online o solo... pagamenti online? No, dico io posso prenotare anche online. Certo. Su Facebook, su The Social ci scrivi. Esatto, tutti i tipi sì, tutti i nostri contatti. La maggior parte della gente preferisce WhatsApp, cioè ci scrive su WhatsApp. Tieni conto che da quando gli alberghi hanno riaperto, molti alberghi hanno la cucina che chiude a una certa ora, alle 9, alle 10, noi serviamo un buon 90% di tutti gli alberghi della provincia, assolutamente. E fino a dove arrivate con il delivery? Cioè zona Mestre, ma c'è anche qualcuno magari... Sì. Abbiamo moltissimi clienti, noi abbiamo 3 zone di consegna, 1 Mestre Marghera, 2 prima periferia, quindi parliamo della Cipressina, Zelarino, Favaro, che ti devo dire, Fusina, quindi tutta la zona industriale, Piazzale Roma, ok? E poi abbiamo la zona 3, cioè tutto il resto della provincia. Abbiamo clienti a Spinia Centro, a Trevaseleghe, a Tessera, a Marcon, a Tese, a Olmo di Mira, Olmo di Martellago, Zianigo. E voi arrivate? Guarda, come si dice, ci concordiamo. Una sera... Perché se ne vale la pena andiamo. No, cioè se è una cosa... Abbiamo 3 fasce di consegna, quindi sugli ordini di gruppo noi viaggiamo, però la gente sa che ha un po' di attesa, insomma non arriviamo così velocemente. Anche perché trovare dipendenti che vogliono lavorare con noi di notte non è facile. E qui facciamo un appello a tutti quanti, se qualcuno... facciamo un appello. Sì, abbiamo prestato di social. Cerchiamo rider disperatamente. Cerchiamo pony e rider disperatamente. Appunto, cercasi rider disperatamente, perché tutti mangiano di notte, ma lavorare di notte... Fanno 1 o 2 giorni, ti dicono ah sì non ho problemi di orario, poi cominciamo ad andare a casa alle 4, la prima, la seconda volta, la terza volta. Allora mestrini, se volete mangiare di notte, sì. Mi raccomando, noi ci siamo. Noi ci siamo. Remunerativo? Ni. Per i rider? Per i rider sicuramente, per noi ni, perché innanzitutto ci vuole molta passione. Molta passione per fare questo lavoro e soprattutto per farlo di notte, questo è assolutamente, sì. Però come ti ho detto, tenendo conto che il nostro prodotto è totalmente artigianale e che il nostro locale non è molto grande, quindi noi facciamo acquisti quotidianamente proprio per garantire la freschezza della roba, non possiamo prendere stock di merce. Quindi quello che andiamo a pagare è quasi il prezzo di costo, diciamo, che pagherebbe perché sai, il risparmio e poi il guadagno dove sta? Sulla quantità, no? che tu acquisti delle carni, delle robe. Noi prendiamo tagli molto piccoli, cioè quasi quotidiani, insomma, quasi domestici, vuol dire, come quantità. Quindi però ti ripeto, la passione per questo lavoro, perché sennò non lo faremo, quella di trascina, diciamo, compensa qualunque cosa. Una domanda, c'è il panino, esiste il panino ai folli? Sì, esiste il Folle Day, il Folle Day 2.0 anche. Cosa c'è dentro? Lo cucini tu? Certo. Cosa c'è dentro? Allora, il Folle Day abbiamo il cinghiale in umido, funghi, friarielli, cipolla, scamorza, melanzana ripiena, cappuccio rosso, salsa al formaggio e patatine. Beh, un pasto per una settimana? Sì, viaggia sul chilo e mezzo. C'è gente che l'ha mangiato da sola.
C'è gente che Ieri sera, che ora erano? Le 3:20, è entrato un turista, ha aperto il menù, ha detto 2. Allora io verrò con la regia. Cioè lui l'ha guardato e ha detto 2. 1,5 kg di... 2. Allora, dicevamo una cosa, no? Allora, militari, vigili del fuoco, eccetera, stanno un po' tornando anche i turisti? Sì, tantissimi turisti, come ti ho detto serviamo tutti gli alberghi principali e tutti ci chiamano. Al nuovo hotel è andato a fare una consegna il mio rider, l'hanno visto con lo zainetto, hanno chiamato in altre 12 persone. Era arrivato un autobus. L'hanno visto con lo Ma zainetto. perché dicono che la cosa più difficile sia far tornare proprio i gruppi? No, ma stanno tornando. No, tutta la zona di via Camarcello, la zona dell'aeroporto dove serviamo un paio di posti, l'Hotel Sirio, lo Smart Holiday, il Mercury di Marghera, sì, guarda, non possiamo speriamo che tornino anche un po' ad aprire qualche albergo chiuso perché ce ne sono diversi di chiusi. Sì, è vero, ce ne sono diversi di chiusi, però in via Forte Marghera per esempio l'Elite, il Michelangelo, il Cade Barcaroli stanno lavorando tutti. Sì, stanno lavorando tutti. Quindi insomma voi continuerete a lavorare di notte per ora. Infatti dal 1° di febbraio abbiamo cambiato orario perché eravamo costretti, e a noi non ci piace dire di no, proprio non ci piace, eravamo costretti a dire molti no perché prima chiudevamo alle 2 la cucina. Dal 1° di febbraio abbiamo cambiato orario, abbiamo rinunciato alla fascia del pranzo e abbiamo allungato l'orario notturno di un'ora, quindi la cucina è aperta fino alle 3, ma ti garantisco che la gente chiama a qualunque. E quindi voi fino alle 5 andate in giro? Guarda, infatti abbiamo dei hanno detto, noi abbiamo gli occhi un po', le occhiali, gli occhi gonfi. E siamo andati a letto 3 ore fa. Perché fino alle 5 eravamo al lavoro e adesso siamo arrivati a casa, c'aveva lei il telefono alle 6:20, ciao mi puoi portare 8 birre alle 6:20. Oppure una punta di manzo, e mi chiedo ma cosa ci fai con la punta di manzo che è un panino alle 6 del mattino, ci fai colazione? È un panino? Sì, o hai finito di lavorare, stai per andare a letto e non hai cenato? E lì ritorniamo sempre a gente della notte. Gente della notte, gente che lavora, che studia, che si diverte. E anche della zona di Porto Marghera ce ne sono? Sì, certo, ci sono molte fabbriche, ci sono guardiani notturni, assolutamente. Via dei Petroli, via della chimica, via della geologia, panchina dell'azoto, tutti. Le guardie del Expo, le guardie del deposito Trama, è vero. le guardie di Italo. Quelli del controllo traffico treni, che sono al Vega. Li conoscete tutti? Li serviamo tutti li conosciamo. E gli spazzini, la Fincantieri. Veritas. Gli spazzini no, i taxi. I taxisti. I tassisti sì. I tassisti sì. E poi e gli NCC immagino, tutti i tipi assolutamente sì. Tieni conto che, come ti dicevo, molta gente, compresi i receptionist degli alberghi, proprio ci chiama anche solo per dirci grazie. Grazie ragazzi, prego. Grazie. E comunque c'è l'albergo fa una bella figura col cliente. Certo. Noi gli aiutiamo a fare una bella figura col cliente, il cliente è soddisfatto dell'albergo, lascia la recensione, ritorna, lui mi manda altre gente. È un circolo vizioso. È un circolo vizioso perché sai, un circolo vizioso. Quando un cliente ti dice scusa sono appena arrivato, sono affamato, magari mezzanotte, l'una, sono le 2, cosa posso mangiare? E l'albergo ti dice no mi dispiace, non c'è. No, allora diciamo che se c'è una cosa un po' della quale in tanti si lamenta la Mestre è il fatto che in alcuni giorni della settimana alle 11 tu anche vai, prima, anche alle 10 non volevo dirlo, però tu vai in centro o vai in un locale e lo trovi già chiuso alle 10, guarda, alle 10 io lavoro magari fino a tardi e la sera in cui finisco che so alle 11 so che ce ne sono e non faccio nomi 2 o 3 di aperti e questa è un po' la lamentela della città perché sì, dici, assolutamente ma noi lo vediamo invece ci dovrebbe essere. Insomma, facciamo un appello, locali, tenete un po' aperto durante la settimana. Allungate un po' l'orario. E poi un'altra cosa che volevo chiedervi è questa, non ci dilunghiamo perché conosciamo l'argomento, ma che cosa servirebbe un po' a Via Piave, insomma, no? Perché... Lampione in più. Servirebbe più illuminazione. Sì. A noi personalmente servirebbe un aiuto da parte delle forze dell'ordine perché i nostri rider quando entrano e quando escono sono bloccati. Sono bloccati da gente che vive per strada per X motivi, che lavora, che vive per strada, sono bloccati continuamente da gente che chiede cibo o birra. Mi dai da mangiare, mi dai patatine, mi dai birra. Cioè i nostri rider stanno lavorando, lavorano a tempo, trasportano cibo, entro e escono continuamente, come ieri sera abbiamo fatto una seratona,
E sei la seratore dappertutto, ci sembra di aver capito, no? Ieri sera una seratona davvero, sembrava perché un io sabato. chiudevo le pagine e mi sembrava di stare in discoteca praticamente. Assolutamente, i nostri rider sono bloccati, cioè proprio li prendono sulla porta. A noi non ci piace neanche che si radunino davanti alle nostre vetrine, perché sembra che noi siamo lì per loro, ma noi non siamo lì per loro, noi stiamo servendo la comunità, stiamo servendo la provincia, nel vero senso della parola, e sono tutti davanti alle nostre vetrine perché sono illuminate, ok? E perché c'è movimento, c'è gente che entra e quello è un po' un problema che conosciamo. Quindi a noi ci farebbe piacere un aiuto, in più, ok? Una pattuglia che passa un po' più spesso o che si ferma anche lì, magari si viene a prendere un caffè da noi e non ci fa tanto piacere, come altri locali presenti all'inizio e alla fine di Via Piave, dove c'è un controllo diciamo maggiore. Ci piacerebbe che ci aiutassero in questo senso, perché il servizio che rendiamo noi crediamo che sia prezioso e i nostri clienti ce lo confermano. E scusami se pecco di arroganza, ma ti giuro, a noi i clienti ci danno di quelle soddisfazioni davvero, quindi continuiamo. Poi se si mangia e non me ne frega niente, noi non ci spostiamo davvero. Parlano anche le nostre pagine Facebook, Instagram, assolutamente The Fork, Google, tutte le nostre recensioni. Allora, tieni conto che noi abbiamo un locale fisico che è quello di Via Piave e ne abbiamo 7 virtuali. Cioè 7 piattaforme sulle quali tu puoi ordinare. È per quello che ti dicevo che noi vediamo che gli altri chiudono, ok? Perché attraverso le piattaforme dove ci sono un po' tutti i locali di Mestre, chi ha uno, chi l'altro, lo vediamo che chiudono. Se tu apri 3 tablet in particolare, che sono Uber, Hai Folli che Birre, Deliveroo e Just Eat, ok? Vedi dopo una certa ora, dopo le 11, un solo locale aperto e siamo noi. Aspetta, e la gente ci chiama, questa sera sto attaccata, e la gente ci chiama e ci dice: ma siete aperti per davvero? Perché dici, magari questi se ne sono andati a casa e hanno lasciato il tablet aperto. Anzi no, noi oggi alle 5, questa sera alle 5, stanotte alle 5 noi la gente ci chiama incredulo, come dire: ma siete davvero aperti? Madonna, ho appena accettato il suo. Va bene, ma arrivate davvero? Sì signora, arriviamo davvero. Cioè, gli fa strano che una città come Mestre, dove c'è tutto, c'è l'università, ci sono le discoteche, c'è tanto movimento di notte, non dico come una grande metropoli come Milano, però c'è tanto movimento di notte, c'è tanta vita di notte, non c'è un servizio di ristorazione notturna. Cioè, non so se rendo l'idea, c'è tanta gente. Cioè, Mestre è viva di notte. Mestre è viva di notte. No, allora speriamo che adesso sono da 1° aprile, che era ieri, le cose un pochino si ritorni un po' e magari questa voglia esploda ancora di più, no? Quindi nel frattempo io ricordo insomma Ai Folli. Mi piace come lo dici con la F stretta, Ai Folli. Un po' alla leccese, vero? Ai Folli. Alla Leccese. Lecce era una delle mie città preferite. Comunque io ricordo che ci sono loro, che ci sono praticamente tutta la notte. E tutte le notti, tutto l'anno. 24 ore, potete provare i suoi panini, soprattutto se siete stati a digiuno. È la mia ciambola, perché io intrattengo le persone. Esatto, perché la gente mi chiama per chiacchierare. A telefono sembrava timida, poi in realtà... No, che timida, a me piace parlare con le persone, mi piace farle sentire speciali, capito? Mi trovate su Facebook, Instagram, mi trovate su Instagram, Google, The Fork, Twitter, TikTok pure mi sto facendo, tutto mi sto facendo. Mi trovano dappertutto. Sì, abbiamo 3 Deliveroo, Deliveroo Ai Folli Farcito Spadellato, Deliveroo Burrito e Deliveroo Ai Folli che Birre, che è un menù esclusivo che abbiamo venduto noi a Deliveroo, quindi non esiste un altro, l'ho creato io e l'ho venduto a Deliveroo. Just Eat, Food Racer, Uber e Glovo. Ok, li trovate dappertutto. Nel frattempo noi appunto vi invitiamo ad andare a tentare a provare, lanciamo anche un appello ai locali di Mestre, state un po' aperti, anche se sono assolutamente sì. A noi ci piace la concorrenza, sono quasi 2 anni e mezzo che andiamo avanti di notte e continuerete. Certo. Speriamo sempre che qualcuno, come dire, ci segua, ci imiti, ci cavalchi l'onda notturna. Ma prima o poi arriverà, insomma. Guarda, noi per il momento continuiamo ad avere l'esclusiva della notte. Va bene, allora ringraziamo Cosimo, ringraziamo Viviana e ringraziamo ovviamente i fratelli Trevisan. Io vi do appuntamento con Commercio probabilmente sabato prossimo o forse vedremo. Va bene, grazie a tutti, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci.